È stato veloce e sentito l'omaggio di Matteo Salvini agli agenti caduti venerdì pomeriggio. Il leader della Lega in regione per la festa del Carroccio stamani si è recato in questura. Prima di un colloquio con il questore Petronzi, l'ex ministro dell'Interno ha sostato davanti al tappeto di mazzi di fiori lasciati dai triestini, poi si è fermato in raccoglimento al Famedio all'ingresso della questura. Quindi un breve scambio di parole con i giornalisti e un ringraziamento alla città. Non solo io, anche i familiari e i ragazzi, anche il questore. Uno magari, io Trieste la conosco, però magari uno abitando lontano può pensare che sia una città un po' chiusa, un po' fredda e ringrazio i triestini per quanto possa valere a nome dei colleghi, a nome del familiare e degli amici, perché l'affetto dei triestini ha lenito almeno in parte l'enorme dolore. Salvini ha espresso al questore e ai poliziotti l'impegno a livello parlamentare per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti. Lavoreremo in Parlamento perché i delinquenti entrino nelle questure, nei commissariati ammanettati. Punto. E risolverebbe sicuramente più di un problema. Entro la fine dell'anno entreranno in dotazione anche le prime migliaia di pistole elettriche e anche su questo sarà un passo avanti per la sicurezza sia degli agenti che dei cittadini. E speriamo che anche su questo nessuno abbia da dubitare o rallentare. Il riferimento del leader del Carroccio esplicito è al caso dei due americani che mesi fa uccisero un poliziotto a Roma e alle polemiche seguite alla pubblicazione della foto di uno dei due ammanettato e bendato. Mi ricordo quelli che hanno aperto un dibattito farneticante quando è uscita la foto dell'assassino americano del carabiniere che aveva la benda e aveva le mani bloccate. Se e coi mano non si va da nessuna parte, però se uno entra in questura perché è sospettato di aver rubato, sparato, scippato, rapinato, deve poterci entrare ammanettato senza che si apra un dibattito